Maronna, che bella mattina. Ogni tanto ti vedi il CP che corre come una matta, no? Tu dici, è matta, è felice. No, cioè è matta di suo e è felice in generale. Insomma, non è che è felice in quel momento perché corre come una scema. Il fatto che, almeno il mio cane, non voglio parlare per gli altri perché ognuno ovviamente conosce il proprio cane. Il mio cane, cioè il CP, ok? Quando fa quei tiri che sembra una matta, che corre all'impazzata avanti e indietro, lo fa per sgranchirsi, ok? Quando passa troppo tempo, diciamo, ferma, ha bisogno, una cosa naturale, ok? Di non tanto sfogare, ma di fare quell'attività fisica di cui noi tanto parliamo, ok? È un po' come se tu vedi gli animali hanno quella bellissima e sanissima abitudine di stiracchiarsi ogni tanto, proprio non sulla risveglio, proprio lì che si stiracchiano, fanno una sorta di stretching, ok? Quello lo fanno quasi tutti, almeno i mammiferi. E per quanto riguarda poi la sedentarietà, la risolvono con questa cosa, cioè loro dal nulla fanno questa corsa per ridarsi un po' di tono, per invigorirsi, te capi? Ovviamente, siccome ognuno ha la verità in tasca, anch'io, perché va a essere diverso anche altri, scherzi a parte, dirà, no, il mio cane corre perché sei contento come una uia, va bene, per carità, il tuo corre perché sei contento come una uia, e un altro, no, il mio corre perché sei matto, cioè se proprio lui sbainare il cervello, va bene, ok, il tuo corre perché sei matto, perché sei sbainare il cervello, il mio invece corre proprio per questa richiesta istintiva che gli fa la centralina, okay, del suo corpo, e pertanto è in qualche modo, tra virgolette, costretto, in quanto l'animale è maggiormente comandato dall'istinto, a fare questa cosa, un po' come lo stiracchiamento, lo stretching. Osserva i tuoi cani che si fa sempre stretching. Ma di sicuro adesso senti i commenti, no, il mio cane non ha mai fatto stretching in vita sua, vabbè, perché il tuo cane non ha mai fatto stretching in vita sua, è un cane disinstrecciato, là, cosa no? Mare, 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 ma che ci sono venuto a fare? A portare il can a cagare, poretto, cosa fa? Si caga l'os? Un altro vantaggio del camper, non te l'ho mai detto, praticamente spero non sia capitato anche a te, però insomma è una cosa normale, quindi ad alto tasso di incidenza, e quindi molto probabilmente è capitata anche a te, cos'è che roba? Un tocco di plastica, guardatissimi modi di avere l'amorosa rompicoglioni, e questa è la cosa anche normale, lo spiegano anche quegli esperimenti che hanno fatto sugli animali, che quando metti, cioè c'è questo rapporto tra spazio e tempo, che quando tu metti per troppo tempo e in poco spazio due individui, dopo un po' insomma iniziano a incazzarsi perché hanno bisogno dei loro spazi, della loro libertà, e in questa libertà c'è anche il contrasto di desideri, di cose da realizzare piuttosto che di abitudini che possono essere scomode all'altro, eccetera eccetera. Insomma stringi praticamente con questo discorso del camper, non appena amoroso attacca a rompi i coglioni, ti te ciapi e te va via. Quando va via, attenzione, non è un sfuggire alla realtà, sto perde coglioni, sei un rifiuto al masochismo, Dio caro, perché non perdo il CP. E quando tu ti allontani, automaticamente diviene sempre più coccolosa, perché ha bisogno di ritornare a quella normalità che è il contatto, che è la vita comune assieme, no? Hai capito? E per carità non è una cosa che ho inventato io, che così ho detto bisogna far così e così funziona, no. Ho osservato il nostro buon Tiziano Terzani, che è uno secondo me dei personaggi più curiosi, in quanto molto colto, e è un eccellente imbuto. Io dicevo che Tiziano Terzani è un eccellente imbuto di cultura e pensiero. Insomma stringi perché sennò te la tiro avanti 3 anni. Questo Tiziano Terzani per lavoro, comunque anche per passione, se ne andava dall'altro capo del mondo, in Thailandia, in Cina, in India, di qua e di là, per insomma anche a diversi anni, ok, per carità, moglie anche andava a trovarlo una volta o due all'anno, però voglio dire, lui diceva sempre, spiegava, che questi grandi avvicinamenti e questi grandi allontanamenti erano la benzina del suo matrimonio, della sua storia d'amore, no? Infatti lo vedevi sempre che quando arrivava la moglie, ancora da vecchio, no? Gli portava i mazzoni di rose, di fiori, e effettivamente è vero,
perché ti metti l'altro in una situazione del non far tempo a romperti i coglioni, hai capito? Ed è normale che uno che non ti rompe i coglioni te che vuol bene, così come è altrettanto normale che uno che ti rompe le palle ti fa nervosire, insomma, hai capito? Per quella volta si diceva vai in Cina, perché via capire anche loro, gli ha detto, Dio caro, te vai in Cina, te sta via 6-7 mesi senza nessuno che ti rompe i coglioni e ti sei ben rilassato e felice, contento e tranquillo. Ho perso il conto da quanti mesi è che non monto più i video, però vedi, questo è anche, ogni tanto qualcuno fa la battuta, però la battuta diciamo piacevole sul fatto che i video escono 4 mesi dopo, però questo va benissimo, la battuta ovviamente le ho capite tutte, le ho apprezzate tutte, va capito però, cioè capito così volevo raccontare che se i video ci sono appunto è proprio per questi ritardi, nel senso che io ho la mia vita e il mio lavoro che è la massima priorità su queste cose di YouTube. Infatti tipo adesso è da non so quanti mesi che non monto un video magari ne giro, però li monto da 3 mesi che non monto un video, non mi ricordo neanche più come si fa. Oh, Singano Bike è tornata qua come da fuori strada, sì perché queste qua sbusavo sempre continuo. Cioè, a me dispiace di tutte queste robe che mi regalano eccetera, ma no, io in camper non ci vivo più, nel senso che non ho spazio, ok? Quindi devo far cernite, ok? Purtroppo lo butto via, se no veramente no, arriviamo a 60 quintali del camper e non che vivo, non mi muovo. Che fretta c'era, mai detta primavera. Se stai così bene d'inverno come taffia basta, porca miseria. E Singano perché te sei? Sì, perché sei, cioè che ti conta tutto. Ok. Questa è la prima volta che mi torna utile il clima, perché adesso faccia caldo, occhio. Che a me piace fare queste robe reality, 29 gradi segnati, per carità, qua in alto, perché il sensore è qui, cioè il caldo va in alto, però consumi, cioè in questo momento quel clima che va, sto guadagnando 13,4 ampere, cos'è che siamo metà, 20 o 21 marzo siamo adesso, ok, 13,4 ampere, adesso vediamo, ecco, meno 70, meno 19, meno 17, tieni conto che c'è appena primavera, cioè sta appena iniziando l'equinozio. E quindi insomma meno 15, cioè va bene, meno 14, hai capito, perché siamo sotto al sole, in realtà si consuma sui 40 ampere, comunque adesso lo lascio andare per vedere sto discorso. Ovviamente io ora sto solo giocando, altrimenti come cosa ovvia, essenziale, indispensabile, obbligatoria, ma veramente ovvia, ci andava l'oscurante esterno, perché magari non tutti sanno, giustamente non tutti guardano i miei video perché ce ne sono tantissimi, ma l'oscurante esterno in un camper è una delle cose più fondamentali sia per il caldo, per il freddo e per l'umidità, per il freddo in caso magari di vento. Quindi sì, è inutile accendere il clima se poi non tiri l'oscurante, capito? È assolutamente inutile, o perlomeno metti i vetri grandi del camper, soprattutto quelli di guida, davanti a dove batte il sole, no, casomai li metti dall'altra parte, casomai, hai capito? Quindi sono quelle piccole accortezze che però ti fanno quei 20-30 gradi di differenza, hai capito? Quindi insomma proprio piccole magari non lo sono. Benissimo, io adesso spengo. Spengo per il semplice motivo che non devo rimanere qui, quindi non mi serve nulla il fresco e approfitto per dare una bella caricata al 100% alle batterie. Capiamo un attimo una cosa. Tipiche altro, mica vivo, ste robe ne so nel senso senza arroganza, è casa mia, è ovvio che so come funziona casa mia. Allora, sulle 14:29. Vieni qua con me, ripeto, non è estate, speriamo di caricare 60 ampere come le altre volte, altrimenti un giorno ci sarà a cambiare i regolatori, bisogna mettere quelli per le litio, questi sono stati un po' diciamo adattati. Allora, cosa succede? Sto caricando adesso a 16. Sì, non è una giornata nuvolosa, ma neanche ultra soleggiata. Insomma, ecco, c'è un sole magari coperto a un leggero. Vabbè, dai, insomma, è inizio primavera. Ho 352 ampere, quindi pari all'89%, sono quasi pieno e capisco qua che fra 2 ore e 56 minuti, se continua così, avrò le batterie piene al 100%. Sono le 2:30, facciamo 3 ore, 3:30, 4:30, 5:30, sì, esattamente. Arriviamo magari dopo la 16, forse cala, magari va giù un po' il sole, o magari anche aumenta, andiamo a 30 come prima, a 35, e quindi insomma per oggi le bollette sono pagate.
C'è una roba proprio rilassante mettersi qua davanti a guardare boette che si paga da sole, cioè proprio ah, perché questo può essere utile, lo consiglio come pensiero da rifare e riformulare in tantissimi altri contesti. Io ad esempio continuo, nonostante sia 7 anni ormai che vivo in camper, continuo a pensare a quanto pagavo le bollette dell'elettricità una volta, ok? Nonostante io non fossi uno sprecone, cioè si consumavo per carità, avevo computer, server, quello che vuoi, però non sprecavo, ok? Avevo messo tutte le luci a LED in tutta la casa, anche fuori, tutto quanto, però pure di quelle mega salassate ogni 2 mesi, 3 mesi, adesso non mi ricordo. E quindi provo a immaginare ogni 2 o 3 mesi Varaschi che posso spendermi in ristoranti o chissà dove. Che uno corre anche a rischio dopo di far massa sky, tasi va che ci ha pensato bene l'inflazione a darmi una mano, perché le robe al supermercato sono praticamente raddoppiate, se non di più. E il gasolio se arriva a 1,8 o 2 euro, dipende da dove che vai, e quindi insomma ringraziamo insomma che lo Stato e l'economia in generale, ok, che ci aiuta a non diventare ricchi, perché sennò sa tu quante rotture dei coglioni, quindi restiamo poveri come la merda e siamo tutti contenti. Ok, partiamo via il freno a mano, prima di tutto, che è sempre roba buona e giusta. Destinazione, sì, esatto, a cambiare le lampadine. Appena trovo un elettrauto che ha del tempo da dedicare ai clienti, cambierò le lampadine. Destinazione Farra di Soligo, area camper gratuita, perché io a stare sempre nei soliti posti, dicevo anche a mia mamma e a mia nonna, vado in depressione, ok? Quindi non potrei mai tipo adesso tornare a Segusino, San Francesco, in Brussa o che cazzo ne so io. Mi verrebbe proprio la depressione, ok? Quindi è vero sì che vado alla fine per lavorare quando mi muovo in un posto, però adesso vogliamo stare appunto a questo Farra di Soligo che non ho mai esplorato, quindi farò un misto lavoro, bicicletta, ciao, arrivederci notte. Nonostante siano passati 7 anni, ti assicuro che se mi fermo a pensare la vedo ancora come una cosa stranissima, cioè il fatto che io ora spezzo la routine, la quotidianità, ok? E in una normale sera, super settimana, io ora prendo e vado a vivere a Farra di Soligo. Sto una settimana perché poi mi svango le palle, cioè a parte il desiderio di tornare per carità dall'Alessia, da Giacomo, ci mancherebbe altro, ma a parte quello, anche se fossi single, dopo una settimana mi sarei veramente svangato le ballottas, ok? Però è bellissimo il gesto, cioè il gesto di prendere, stravolgere un attimo, andare un po' verso il semignoto, per quanto a te possa sembrare una cosa piccola perché fai pochi chilometri, in realtà è uno stato mentale. Io quella volta ho lasciato veramente tutto, a parte una borsa di vestiti che ho portato con me, e sono andato a vivere in Scozia, ovviamente lavorando, ovviamente. E quello è stato un cambiamento, uno stravolgimento alla routine, è quello che sto facendo adesso. Quindi vedi, io è un discorso che voglio affrontare più avanti perché è delicatissimo, importantissimo, però se vuoi proprio che te lo accenni così senza nessuna speranza, ambizione di raggiungere un risultato, ti direi: che cazzo di differenza c'è tra il prendere e l'andare a vivere in Scozia e il prendere e stare una settimana a Farra di Soligo? Non c'è nessuna differenza, cioè quello che ti inganna è il fatto del tempo, ok? Cioè è il fatto dei chilometri, la distanza. Beh, oddio, no, forse l'esempio della Scozia non era proprio il più azzeccato, perché insomma in Scozia cambiava tantissimo proprio il modo di vivere, hai capito? Quindi la mentalità, le persone, eccetera. Però vabbè, insomma, ci siamo capiti. Poi te la spiegherò, ovviamente l'avanzi, te la spiegherò meglio. Ok, inspiegabilmente l'area camper è già piena, super settimana, oggi è martedì. Per entrare non ho spazio, col passo lungo con pulmini non ci riesco, adesso provo a entrare di culo così storto e ficcarmi lì. Non vedo più nessuno, allora ci sono degli zingari che la prima volta che mi hanno visto sono scappati via in macchina di corsa, adesso sono tornati a piedi, sono tipo le 2 di notte, parlano in straniero, ho chiamato i carabinieri in modo tale che una volta qua io posso togliere l'oscurante, togliere il cavo alla corrente e andare via da qua. Ragazzi, stare a camper te la sconsiglio 1000. E anche appena suonato l'allarme della fabbrica in parte, porca puttana. Oh, tazza che non mi sta, ma forse sono andati via adesso per la seconda volta.
che non mi sta ammazzando nessuno perché i carabinieri manco sapevano dove è l'area camper e sono a 3,4 km e non qua non arriva nessuno, sti cazzi. Adesso ogni minimo rumore si è sul chi va là, perché adesso attivo anche le telecamere laterali. Ti saluto, ci aggiorniamo. Wow, sono passati 28 minuti da quando ho chiamato i carabinieri ed ancora niente. Sono qui a 3,2 km. Wow, fantastico. Sto studiando le zone, vedendo un po' dalle finestre, perché potrebbe essere qua intorno. Questo perché io volevo adesso, visto che è passata mezz'ora e i carabinieri non arrivano, volevo scendere, togliere gli oscuranti, togliere il cavo e la corrente. Porca puttana, effettivamente quelle sono due cose che non sono proprio il massimo, e scappare via e moccarmela via. Certo che però ragazzi, io ho detto cazzo, sono un turista, c'è sto problema, la prima volta che mi hanno visto sono scappati, c'è anche l'allarme della fabbrica che ha suonato e tutto e non vengono. Boh, a me sembra strano ragazzi, mi sembra molto strano sta roba. Porca puttana, e sì che me non ha mai da stare lontano dai pericoli e mica fa su, no, non a fare adesso ligot, perché che sia pericoli. No, poi ho letto su internet che è stata assediata più volte dagli zingari e probabilmente sono ancora qua che girano, adesso chissà dove sono accampati e vengono qua a fare le ronde. Io andrei via, perché se mi ritrovo fuori, porca puttana, niente, devo trovare il coraggio, studiare un attimo le tempistiche. Aspetta, c'è una macchina via sul caramba che così vado via più tranquillo. No, è passata una macchina di là, non sono i caramba. Ma i caramba secondo me se ne fregano, hai capito? Cioè manco vengono secondo me. Questo è il motivo perché dico sempre di non far fatture, di far tutto in nero, perché i soldi a che cazzo servono? A cosa servono? Porco zio, la sanità non c'è più, tocca far tutto a pagamento. Le forze dell'ordine neanche, perché anche se ci dovessero essere sono sempre a tutela dei delinquenti, quindi ragazzi veramente, non so, non vorrei essere antipatriottico, non vorrei per carità creare queste sorte forme di sommossa economica, però chissà che cazzo stiamo finanziando. Discorso un po' complottato ovviamente se ne è battuta, però è un modo per dire effettivamente, oh eccoli là, Dio caro, sono attivanti, ma sono rincoglioniti, porco zio, stupidi come la merda. Io spero tornino indietro, sono passati, qui lampeggianti spenti, ma sono passati e hanno tirato dritto, cioè non è neanche rallentato. Cioè come fai a non vedere il camper, cioè siamo qua visibili, cazzo. Ok, ho capito, devo andarmene, questi sono passati, avranno detto siamo passati, non c'era niente, in realtà cioè, sono passati diretti, mi dispiace non aver filmato, oppure ho filmato, non so se c'era nel video, se hai visto la macchina dei carabinieri passare, sono passata tipo i 50 all'ora, proprio non ha rallentato minimamente, è andata avanti. Quelli sono capaci di scrivere nel verbale che sono passati, era tutto a posto, conosco io come funzionano ste robe. Ok, boh, io ho trovato un po' il coraggio per uscire, anche perché insomma c'ho sempre ormai la forza, anche no, perché insomma sono passati tanti anni da quando facevo un po' di box, però comunque il saper intortare le persone, saper girare la situazione, quella è una mia peculiarità. E quindi insomma mi sono fatto coraggio su di quello. Per fortuna non ho più trovato nessuno fuori, fatto sta che comunque sono quasi le 3 e i carabinieri non sono passati, o meglio sono passati 50 all'ora senza fermarsi, così. Quindi me ne sto andando via. Peccato, vai in Monaga a fare di soligo, porca troia. Alla fine questa specie di ansia, di paura, perché sempre per sta cazzo di bike che ho dietro, porca puttana, di non avere garage, perché il pulmino è parecchio blindato, soprattutto quando ti chiudi dall'interno, e quindi che problema c'era, hai capito? Ma il fatto di avere sta cazzo di bici fuori non è una bella roba. Vabbè, eccoci al sicuro a Segusino e dopo vediamo, perché io se dovevo stare qua solo per lavorare stavo anche a Jesolo, voglio dire, hai capito? Il mio intento era sì lavorare, che ne ho tanto da studiare, però porca puttana
anche un po' di attività fisica, mi ero già selezionato la pizzeria, ero partito col frigo vuoto per andare a fare la spesa al supermercatino lì, saltato tutto, adesso vabbè, adesso ho bisogno di fare la spesa, farò qua a Segusino e per mangiare, boh, adesso vedo che mi è rimasta la voglia del ristorantino e della pizzeria, va bene, dai, pazienza, esperienza veramente di merda quella a Farra di Soligo, veramente di merda, e per di più condita la presa in giro dei carabinieri che arrivano dopo 38 minuti e manco si fermano, Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui siamo colmi i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri.